Centro Anch'io, Centro Anch'io. Amici bentrovati, oggi siamo rimasti nella zona del Foro Romano perché vogliamo raccontarvi il nostro antico teatro. Centro Anch'io. Anche il teatro romano, come il Tempio Capitolino o la Basilica Civile, venne costruito in epoca Flavia, sotto l'imperatore Vespasiano, e fu ampliato durante il principato di Settimio Severo nel III secolo. Come molti teatri dell'antichità è stato costruito sfruttando il pendio naturale del Colle Cidneo. Sono ancora ben visibili le gradinate basse della cosiddetta cavea, dove cioè sedevano gli spettatori in semicerchio. Invece le gradinate superiori, che erano costruite in muratura, sono crollate nel Medioevo a causa di alluvioni e terremoti. Era il teatro romano più grande di tutto il nord Italia, secondo solo quello di Verona, 86 metri di lunghezza e probabilmente 34 in altezza. Poteva ospitare circa 15.000 persone. Per riportarlo alla luce, tra fine 800 ed inizio 900 è stato necessario demolire tutta una serie di costruzioni. L'unico edificio rimasto oggi è il Palazzo Maggi Gambara, che ospita importanti affreschi di valore storico-artistico. Il teatro romano era collegato al Capitolium, costruito negli stessi anni da un ambiente chiamato Aula dei Pilastrini. Attenti al proverbio di oggi. La sula cruz che seria soportà le che la ferocà. Restate con noi. Centro Anch'io. Allora, anche gli antichi romani che occupavano le gradinate del teatro dicevano che la sula cruz che seria soportà le che la ferocà. Rina, in ginocchio da te, guarda che roba. Quando è stata l'ultima volta che un uomo si è inginocchiato di fronte a te? Un uomo vero, non so. Non si è mai inginocchiato nessuno. A parte oggi. Ritornerò in ginocchio a te. Rina, la sula cruz che seria sopportare, che è la ferocà. È la sola croce che si riesce a sopportare fuori di casa nostra. Vale a È la dire? più facile. È la più facile. Come se gli altri stessero sempre. Sempre bene. Come se la salute fosse una cosa, che posso dire, una cosa dovuta. Grande Rina, seguitela perché questa di dialetto se ne intende assai. Chiara, la sula cruz che seria sopportà, a parte intervistatori pedanti, la sula cruz che seria sopportare che è la ferrocà. Mai sentito, Chiara? Sì, tante volte, sempre, tutti i giorni. Che significato ha, Chiara? Allora, l'unica croce che si può sopportare è quella che sta fuori di casa. Bene, brava. A questa profe quanto diamo? Autovalutazione che va tanto di moda. 10. La sula cruz che seria sopportare che è la ferrocà. L'erba del vicino è sempre più verde. Brava, 10 lode a sta ragazza. Mossa, vado. Posso baciarlo? C'è qualcuno che me mena? Facciamoci nessuno. Sono tutti a lavorare. Patrizio Sardo, ma anche bresciano. Da quanto tempo stai a Brescia? 17 anni che sono a Brescia, Da che zona tu della Sardegna? provincia di Sassari. Allora, senti un po', sassarese. La sula cruz che seria sopportà le che la ferocà. La sola della Cruz sarebbe sopportata fuori da casa. Beh, insomma, detto così non è facile, Dopo 17 anni qualcosa si fa. Lo imparerai. Patrizio, e in sassarese che ci dici? Allora venenzana gotta. Non ci hai detto parolacce, vero? No, no. Signor Francesco, quasi novantenne, ancora in bicicletta, guardate che formidabile. La sula cruz che seria sopportà, signor Francesco, le che la ferocà. La sola croce che si può sopportare è quella che è fuori di casa. Lei però esce da casa in bicicletta. Sì, Bene, tanti auguri. grazie. Sì, la cosa che bisogna fare, bisogna sopportarla. Però quelle che si riescono a sopportare è che le ferocà. Fuori da casa, fuori dalla casa. Fuori dalla casa. Ecco. Bene, grazie. Prego, buongiorno, arrivederci. Buongiorno. Il signor Battista è un esperto del dialetto. La sula cruz che seria sopportà le che la ferocà. È la sola croce che si arriva a sopportare è quella fuori casa. Significa? E che significa che anche fuori casa te la devi sopportare. È una croce che non la voglia.
Sempre la moglie, sempre quella. Vero che ho detto Che lei la solito solfo. Dai che chiudiamo anche questa puntata. La Sulo Cruz che seria sopportà le che la feroca. Sembra che gli altri abbiano meno difficoltà di noi, ma in realtà non è così. Grazie amici, alla prossima puntata. Ciao!